26 aziende vitivinicole si sono associate, hanno formato un consorzio che si chiama Custodi del Lambrusco, l'hanno presentata al Museo Stanguilini di Modena, un'associazione che raggruppa appunto dei piccoli vinificatori, che poi piccoli è modo di dire anche perché complessivamente rappresentati circa 4 milioni di bottiglie di Lambrusco. Allora, innanzitutto come è nata questa formazione che di fatto si pone così un attimino in polemica con il consorzio del Lambrusco? È nata per necessità, è nata proprio perché c'è stata questa scelta di uscire dal consorzio del Lambrusco per cercare di migliorare alcuni aspetti e vuole essere un segnale del discorso dell'uscita. L'associazione nasce perché c'era bisogno comunque di mantenere unito il territorio della qualità dei piccoli produttori, ma non solo dei piccoli. È un'associazione trasversale che mira comunque a valorizzare la filiera, quindi da produttori di uva a vinificatori a imbottigliatori. Ci sono aziende storiche anche di dimensioni molto grandi e anche piccoline. Questo è il bello proprio della sinergia che abbiamo voluto davanti ai nostri muri legati alle piccole aziende rispetto alle grandi, dare più valore al territorio. Ecco, voi avete elencato in 8 punti insomma il vostro la vostra idea di Lambrusco e di come valorizzarlo. Sì, il nostro vademecum un pochino. Sì, è il nostro statuto, uno statuto abbastanza soft, abbastanza leggero, proprio perché abbiamo necessità che non ci siano troppe barriere. Cioè, il nostro discorso è fare da custodi al nostro passato, alla nostra cultura del Lambrusco, che è millenaria, e dare un migliore futuro ai nostri figli e a chi verrà dopo di noi. Quindi voi quando dite che il consorzio non vi ha tutelato, cosa contestate sostanzialmente? Quello che non è stato fatto o che si doveva fare in modo più celere? Ma non è che contestiamo il consorzio, noi con il consorzio dobbiamo andare d'accordo, vogliamo mantenere un dialogo e facciamo parte ancora del consorzio anche se non ci siamo, perché comunque noi facendo dei vini ad hoc siamo comunque legati direttamente con il consorzio. Il consorzio diciamo che sicuramente nell'ultimo periodo non ha dato delle aspettative necessarie di valorizzazione anche delle piccole aziende da un punto di vista comunicativo, di dialogo, e questo ha fatto sì che alcune aziende si sentissero un pochino inutili all'interno di questo consorzio, perché c'era bisogno magari di dare un po' più di valore ma sui fatti. La nostra associazione proprio per questo motivo dà la possibilità di avere un voto vale uno, che sia l'azienda che fa 1 milione di bottiglie che quella che fa 10.000 bottiglie. Questo fa sì che la persona, il piccolo imprenditore, si sente parte attiva di un argomento, di una situazione del suo mondo. Chi può aderire alla vostra associazione? Può aderire chiunque rispetti le 3 filiere e che abbia una coscienza interna, propria della qualità del Lambrusco, che voglia lavorare proprio per cercare di dare qualcosa di buono e di bello al turista o al consumatore finale, e non ci sono altre necessità. Quindi anche grandi aziende o anche cooperative quindi possono aderire alla vostra associazione? No, noi l'abbiamo fatto da un punto di vista limitando al territorio Modena e Reggio su un discorso di privati perché noi direttamente facciamo tutte le varie fasi. La cooperativa fa le fasi, ma le fa per passaggi dai soci a dopo chi gestisce la cantina, a chi gestisce la parte finale. E poi la cooperativa comunque all'interno del consorzio è già tutelata e c'è comunque attualmente, quindi credo che non abbia neanche questa necessità la cooperativa. Riguardo l'utilizzo del nome Lambrusco, so che le normative hanno comunque delle prescrizioni ben precise. Voi potete utilizzare questo nome Lambrusco come custodi del Lambrusco? Ci risulta di sì, domani che saltasse fuori che non si può, potremmo anche cambiarlo tranquillamente. Ci risulta di sì per il discorso fatto proprio da una normativa europea che dice che comunque il vitigno non ha una proprietà legale del vitigno, il vitigno appartiene a tutti e quindi questo proprio innesca anche proprio il discorso anche delle etichette, che un domani può anche essere che il Lambrusco, se fanno del Lambrusco in altre regioni italiane, possono chiamarlo Lambrusco anche altre persone e non siamo padroni del vitigno. Ecco, recentemente è stata presentata e già applicativa la fascetta di Stato. Questa di fatto che cosa ha comportato per voi produttori di qualità?
Ma ha portato sicuramente la fascetta per un consumatore di Stato, rappresenta una certificazione in più, quindi un valore aggiunto in un prodotto dove invece in effetti non viene così controllato rispetto alla DOC. Quindi sicuramente la fascetta, se serviva proprio, doveva essere messa nelle DOC. Il discorso che è stato messo nell'IGP sicuramente è un altro, che lo sa il consorzio, e quindi ci atteniamo a queste cose qui. Sicuramente per i piccoli produttori ha causato dei problemi, dei costi ulteriori, perché si deve andare a modificare la linea di etichettatura. Presidente, nel mondo dell'Ambrusco si è affacciata una nuova associazione, Custodi dell'Ambrusco. Che tipo di relazione avete con questa neo-associazione composta da più di 20 produttori? Ma noi siamo favorevoli a tutti coloro che pensano di elevare il livello di percezione e di consumo dell'Ambrusco. Credo che il Consorzio in questi anni, da quando è stata fatta la fusione tra il Consorzio nel 21 tra Modena e Reggio, abbia lavorato bene in questo senso. Ne sono una riprova i riconoscimenti che abbiamo ottenuto, no? Per la prima volta abbiamo ottenuto un 3 bicchieri in una varietà di Grasparossa, che non è mai successo. Continuiamo a mettere delle medaglie un po' in tutto il mondo con le riviste più internazionali, quindi il Consorzio è aperto tutti quanti, anche a questo gruppo che ho letto nelle dichiarazioni si pone l'obiettivo di valorizzare la qualità, eccetera. Vorrei solo ricordare che la qualità del Consorzio Tutela DOC non la stabilisce il Presidente, ma la stabilisce una commissione degustazione, e tutto ciò che non ha le caratteristiche non viene immesso al consumo. Quindi la qualità non è un fatto soggettivo, è un fatto oggettivo che deriva da parametri che sono fissati per legge, quindi la qualità, se non ha qualità, non sarà l'Ambrusco DOC. Presidente, quindi il Consorzio continuerà a tutelare anche queste 26 aziende che comunque non fanno più parte dell'ente di tutela? Il Consorzio di tutela dell'Ambrusco in primo luogo lavora per i propri associati, no? Coinvolgendoli in tutte quelle che sono le iniziative, eccetera. La tutela e la denominazione è riferita al nome Lambrusco, ecco, chiaramente. Paola Rinaldini, produttrice di Reggio Emilia, è stata una scelta importante la vostra, perché di fatto uscite dal consorzio e aderite a questa iniziativa. Quali sono i vantaggi che secondo voi potrebbe portare questa associazione, che poi vuole valorizzare il Lambrusco a 360 gradi? Ma io penso che sia necessario anche guardare, la storia dei produttori più piccolini, più come posso dire, che lavorano dal territorio, dal basso, e questo ci può dare come associazione questa possibilità di poterci promuovere nella nostra piccolezza come azienda, come strutture aziendali. Ma il fatto di custode, il nome custode, custodi dell'Ambrusco, quelli che non aderiscono a questo consorzio non lo sono custodi? Ma assolutamente no, era per fare capire che noi vogliamo portare avanti la tradizione, ma anche con questo esprimere anche la nostra innovazione, perché essere piccolini ti può dare più elasticità anche aziendale e anche a livello produttivo. I dazi paventati che presto probabilmente scatteranno, quelli che Trump ha almeno annunciato, per chi esporta come nel suo caso, questo diventa un po' uno spauracchio e anche una grande limitazione nel portare il vostro vino oltreoceano. Ma sicuramente la cosa ci spaventa. Io penso che siamo di fronte anche
almeno spero, in una guerra politica e non effettivamente una guerra dei dazi, perché penso che la guerra dei dazi sia controproducente per tutti, e spero questo che sia solo un discorso di trattativa fra le varie nazioni per poter ognuno avere il proprio pezzettino di economia, almeno è quello che mi auguro personalmente.